Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi parliamo di Medici Senza Frontiere. Ci colleghiamo con Roberto Buttignol, che è capo progetto appunto di Medici Senza Frontiere. Dovremmo averlo in collegamento. Eccoci. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Grazie per essere, sì, appunto per aver accolto il nostro invito. Medici Senza Frontiere, sempre molto attivi. In questo momento i medici dove sono, dove stanno operando? Allora, siamo dislocati in più di 70 paesi in tutto il mondo, e teatri che vanno dall'Africa al Sud America e molti progetti anche in Europa, in Asia, anche progetti di soccorso nel Mediterraneo, per cui siamo dappertutto. Un po' dappertutto, praticamente voi andate dove ci sono emergenze, venite chiamati. Come funziona anche questa vostra presenza? Avete una chiamata, vi arrivano richieste di aiuto da determinate zone? Dipende, diciamo. Di solito sì, l'organizzazione è stata creata come un'organizzazione che risponde alle emergenze di tipo medico, che possono essere sia guerre, che epidemie, carestie e quant'altro. Quindi il criterio principale è la difficoltà di accesso delle popolazioni ai servizi medici di qualsivoglia tipo. Lì diciamo che alle volte siamo chiamati, alle volte siamo noi che facciamo il passo per dare soccorso in zone che sono state colpite, dove è così immediato che gli aiuti umanitari possono giungere immediatamente. E senta, qui nella nostra regione come siete organizzati? Appunto abbiamo detto che lei è capo progetto, quindi come funziona tutta questa organizzazione? Vi arrivano le segnalazioni, vi arrivano le richieste oppure vedete dove c'è la necessità e poi organizzate il tutto? In questo un po' consiste il suo lavoro di capo progetto? Sì, allora la struttura è fatta in questa maniera. In ogni paese dove lavoriamo ci sono dei coordinamenti di missione, diciamo. Il paese è chiamato missione e ogni missione ha svariati progetti, Mm. ovvero sono in realtà sul terreno. Io sono capo progetto, significa che mi occupo di uno dei particolari terreni che possono essere un ospedale o altri microprogetti, cliniche mobili o quel che si voglia, insomma. Ecco, lei adesso è qua, comunque gira anche lei o fa direttamente, la cabina di regia è qui oppure si muove anche lei come cabina di regia? No, 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 ogni volta sono sul terreno. Questo è l'importante. Quando c'è il progetto è direttamente sul terreno, salvo alcune eccezioni dove le condizioni sono particolarmente difficili o pericolose, per esempio all'interno della Siria. Io ho diretto un progetto all'interno della Siria dalla Turchia, cioè dal confine turco, questo nel 2016-17. Ecco, quindi Ma andate questo è un incontro, caso, diciamo, sì, particolare. Di solito siamo sul terreno. quindi andate incontro a rischi notevoli perché essere in punti, in zone nevralgiche, no? Effettivamente è Sì, anche un rischio. Mm. diciamo, andiamo in zone di guerra e di epidemia, però cerchiamo anche di temperare, di stemperare il rischio. Nella fattispecie la missione in Siria è talmente pericolosa Eh. da non poter consentire per il personale internazionale di lavorare direttamente dentro la Siria. In questo appunto lavorava da remoto, allora dalla Turchia, adesso dal Libano. Quindi la direzione dei progetti che sono all'interno della Siria viene fatta da remoto. Ecco, qui nella nostra regione in quanti siete in Friuli Venezia Giulia? Non ho le date Non ufficiali, c'è le cifre contezza in ufficiali, sostanza, sapete che ci sono. però Mm. so che siamo più di una decina di colleghi, forse di più, siamo molti Mm. dal Friuli Venezia Giulia. Io sono del Pordenese, ne conosco personalmente almeno una decina.
So che nell'Udinese, nel Goriziano e nel Triestino ce ne sono altri. So che siamo anche una delle regioni tra le più Senta, attive in questo. senta, Abbiamo avuto il nostro ex presidente, era anche lui di Udine, il ah, presidente di MSF Italia. senta, e voi adesso siete praticamente state chiedendo aiuto anche per avere un sostegno, perché chi è che finanzia anche Medici Senza Frontiere? Sì, noi abbiamo delle campagne di raccolta fondi che vanno Mm. avanti ininterrottamente perché noi ci sosteniamo unicamente con le privati e non riceviamo soldi da enti pubblici, da governi. Questo è diciamo, uno dei motivi tanto di Medici Senza Frontiere perché questo garantisce la nostra indipendenza, la nostra neutralità e quindi ci dà le mani libere di venire dove riteniamo ci sia più bisogno senza avere legami e senza dover rispondere di questo a forze politiche o quant'altro. Parliamo di una delle sue esperienze appunto in terra straniera, perché dovete essere sempre pronti a partire. So che ci sono dei medici, delle infermiere che praticamente arrivano, ritornano, si fermano qui, si fermano a casa per pochi giorni per poi ripartire in zone sempre diverse. Ecco, mi piacerebbe che lei mi raccontasse una sua esperienza proprio in un territorio che ha avuto bisogno e che ha bisogno della vostra presenza. Beh, io ne ho fatte svariate, ho 10 anni di esperienza con MSF. Posso dirle che mi sono trovato ad essere in zone remote del Congo, dove la nostra presenza, diciamo, è capitale perché eravamo l'unico attore in grado di dare assistenza medica a una popolazione che altrimenti non avrebbe avuto accesso a cure di base. Ho anche partecipato alle emergenze per l'epidemia di Ebola, ad esempio, ho lavorato nel Mediterraneo, ho lavorato in Sud America con epidemie di malaria, ho lavorato in Bangladesh per la crisi dei Rohingya, in Afghanistan, quindi un teatro di guerra abbastanza complesso. Qui ho svariate esperienze e ciascuna è diciamo, un'esperienza a sé e ciascuna dà un po' il senso dell'utilità di quello che facciamo. Senta, e come venite accolti nei territori dove appunto operate? C'è una sorta di collaborazione, a parte che chiaramente arrivano Medici Senza Frontiere, arrivano un po' da tutto il mondo, quindi c'è una grande cooperazione fra di voi. Beh, come siamo accolti? Allora, ci sono due cose da dire fondamentalmente. Uno è che la gran parte del personale che occupiamo, che impieghiamo, è personale locale. Mm. E la seconda cosa è che un po' la chiave del nostro accesso è il fatto di avere l'accettazione della popolazione dove lavoriamo. Noi non abbiamo scorte armate e quindi ci affidiamo unicamente all'accettazione che le popolazioni locali hanno di noi. Quindi c'è un gran lavoro di preparazione, consiste nel parlare con le autorità, con le varie popolazioni locali per spiegare il tipo dell'attività che vogliamo svolgere e anche i nostri principi di imparzialità, di neutralità e di etica medica. E questo possiamo dire che nella grande maggioranza delle occasioni funziona. Le popolazioni sono bene disposte verso di noi per il fatto che riusciamo a portare delle cure mediche di qualità in delle zone che sono remote, in delle zone che sono neglette, in delle zone di guerra e siamo anche all'avanguardia nel trattare delle epidemie come è stato per esempio il caso di Ebola. MSF è stato una delle organizzazioni che era all'avanguardia, anche perché abbiamo dei vari dipartimenti che si occupano di ricerca. Fra queste, fra la ricerca, bisogna anche menzionare le malattie tropicali neglette,
che ovviamente non occupano gran parte della ricerca dei paesi occidentali. MSF è una delle organizzazioni che si incarica, diciamo, di fare ricerca sull'argomento. Si è mai trovato in una situazione difficile, magari così di preoccupazioni, in una situazione che le ha creato una sorta magari di stato d'ansia perché sì, effettivamente intorno a lei l'ambiente non era del tutto tranquillo. Si è trovato in momenti difficili, ecco, particolarmente difficili. Sì, ci sono dei momenti di tensione, chiaramente si cerca di negoziare, si cerca di parlare. A me non è mai per fortuna successo Sì. di arrivare all'estremo di dover decidere di evacuare il personale, però è successo e può succedere e lo teniamo in conto e cerchiamo di essere preparati per questa evenienza, anche chiaramente quando succede immagino possa essere un grande stress. Come le dico, a me per fortuna non è mai Capitato nulla. successo. Per fortuna sì. Per fortuna. Senta, non posso fare altro che ringraziarla per questa sua testimonianza, quindi ringraziamo Roberto Buttignol che ricordiamo essere capoprogetto di Medici Senza Frontiere. Grazie per essere stato con noi e ringraziamo Grazie a anche... voi per l'opportunità. Grazie, ringraziamo anche i nostri amici telespettatori ai quali do appuntamento alla prossima settimana con Family Salute e Benessere. Arrivederci.